Nona edizione del Festival delle DOP, tutte le migliori eccellenze del nostro territorio in mostra qui in un'altra eccellenza, Piazzola sul Brenta, Villa Contarini. Direi che il contesto, il contenitore è stupendo, una villa storica, importante, di proprietà regionale, un fiore all'occhiello, diciamo, di questo territorio, e questo contenitore si presta appunto a esporre tutte quelle produzioni tipiche che noi abbiamo e certificate, perché qua ricordiamo ci sono ben 95 prodotti tra DOP, IGP e STG riconosciuti dalla Regione Veneto, più altri 77 prodotti di qualità verificata. Se poi volessimo allargare il campo a tutte le tipicità di questa regione arriviamo a circa 350 prodotti, quindi una regione che, se non è la prima, è tra le prime a livello italiano per queste eccellenze, e questa rassegna ci dà la possibilità di raccontare il territorio, di raccontare un prodotto, ma cosa sta dietro il prodotto, anche i sacrifici dei nostri agricoltori, gli usi, i costumi, le tradizioni anche di un popolo. Quindi è un momento importante per la nostra cittadinanza, ma anche, come dico sempre, per tutte le persone che vengono a visitare il Veneto e che non solo vengono a visitare un territorio, vengono a visitare gli aspetti culturali, storici, architettonici, ma hanno la possibilità anche di degustare prodotti tipici. Bisogna migliorare la comunicazione per quanto riguarda l'estero su questi prodotti per dare consapevolezza e sensibilizzare soprattutto i turisti stranieri a quello che si chiama Italian Sounding, il fatto che siamo bravi e ci copiano. Assolutamente sì, infatti guardi, la gran parte dei nostri prodotti è compiata in tutto il mondo. Ovviamente i consorzi di tutela cercano anche di proteggere, fanno il proprio lavoro, ma questo sapete bene che avviene all'interno dei confini europei, poi oltreoceano è molto difficile proteggere le nostre produzioni, anche se ovviamente si fa, e quindi il lavoro che dobbiamo fare noi soprattutto è raccontare tramite i consorzi di promozione, tramite gli agricoltori, tramite le associazioni di categoria e tutti coloro che lavorano attorno a questo mondo, raccontare il prodotto e il territorio, cioè far capire da dove nasce, che è un prodotto sicuramente di qualità, ma che è ancorato a un territorio, in maniera tale da evitare, cioè, o meglio spiegare al consumatore che quando va a acquistarlo capire bene se questo prodotto arriva effettivamente dai nostri luoghi o arriva da qualche altra parte, che allora non è più un prodotto DOP, IGP e tutelato. Ecco, questo è un lavoro importante che bisogna fare, non possiamo lasciarlo agli altri, perché giustamente la concorrenza internazionale è tanta, ognuno fa la propria parte e dobbiamo essere noi bravi, sia parte pubblica che parte privata, a comunicare meglio. Carlo Perini, presidente CSQA di Tiene, il vostro ente è fondamentale perché si occupa di garantire soprattutto ai consumatori e ai cittadini che effettivamente le DOP sia quello che ricorda l'acronimo, cioè denominazione di origine protetta. Assolutamente sì. Noi praticamente siamo, ecco, è importante dire questo, siamo un ente terzo imparziale, accreditato da Credia e autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura. Siamo a controllo pubblico perché siamo di Veneto Agricoltura e quindi della Regione Veneto, quindi siamo terzi per definizione. Perché siamo terzi? È importante essere terzi, perché la promessa che il prodotto che porto sul tavolo degli italiani sia buono, ce lo dicono i consorzi, ce lo dice il produttore, ci mancherebbe se il produttore non dice che il suo prodotto è buono. Ecco, ma se lo dice una terza persona, cioè un ente terzo imparziale, è la promessa, è la conferma che la promessa che viene fatta dal produttore corrisponda al vero. Quindi noi certifichiamo la verità, noi certifichiamo l'eccellenza del Made in Italy, che chiaramente, insomma, l'agroalimentare è l'eccellenza per definizione. Lo facciamo da 32 anni, siamo stati i primi a parlare di filiera, di qualità nel mondo agroalimentare, perché oggi si dà per scontato tutto, si parla di controlli di qualità, di sostenibilità, ma 32 anni fa c'erano solamente le centrali nucleari che si occupavano di controlli preventivi. Ecco, noi da 32 anni lo facciamo, io dico sempre che qui da noi a Tiene, Vicenza, passa praticamente il controllo di più del 60% dei prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani.
ed è un'eccellenza veneta, un'eccellenza che lavora chiaramente in tutta Italia, lavora all'estero, abbiamo 3 sedi, New York, Spagna e Polonia, aiutiamo le aziende soprattutto a portare e a creare valore aggiunto e portare la propria eccellenza sul mercato. Iniziamo con Stefano Zavattiero e con il Friularo il nostro viaggio alla nona edizione del Festival delle DOP. Allora, quali sono le caratteristiche del Friularo di OCG? Sì, allora le caratteristiche del Friularo di OCG riguardano espressamente l'aspetto, diciamo, dell'acidità, che è proprio intrinseco in questo vitigno, e poi proprio nel suo DNA, perché sostanzialmente qui troviamo una vendemmia tardiva molto lunga, e tra altre cose poi una volta che viene raccolto ha sostanzialmente una selezione manuale dei migliori acini, viene portato a conserve tramite chiaramente i conferitori o al dominio di Bagnoli attraverso le cassette, fa un ulteriore, diciamo, appassimento in fruttaio, diciamo. Ecco, una volta che poi perde un ulteriore 30% di acqua, aumentano gli zuccheri, si ferma e qui comincia una sua lunga vinificazione. Troviamo il Friularo classico, la vendemmia tardiva, la riserva e il passito. Queste sono le 4 menzioni che sostanzialmente si possono fare all'interno del disciplinare di produzione. Poi un'altra chicca che la troviamo al dominio di Bagnoli è, utilizzando il 100% di Friularo, facciamo una vinificazione in bianco, si ritrova sostanzialmente una riserva di 5 anni, adesso abbiamo un 2016, di un metodo classico, ecco, che chiaramente non ha niente a che fare con il Franciacorta, con il Trento DOC, con l'Altarangolo, il Troppo Pavese, che sono sostanzialmente le 4 zone spumantistiche eccellenze italiane, diciamo. Ecco. Allora, grazie Stefano Zavattiero, noi proseguiamo il nostro viaggio e viva il Friularo di OCG di Bagnoli. Sempre viva il Friularo di OCG di Bagnoli. Terenzio Borga, presidente di Aprolav, una presenza importante anche per voi qui alla nona edizione del Festival delle DOP. Quando parliamo di DOC siamo a casa nostra, lo sappiamo benissimo quanto rilevanza ha proprio la dicitura DOC per quello che riguarda il lattiero caseario, visto che la maggior parte del nostro latte veneto viene trasformato appunto in DOP. Noi siamo orgogliosi perché siamo la regione che a livello di quantità ne trasforma, di percentuale di quantità ne trasforma più di tutti. Abbiamo 8 DOP nel nostro territorio, quindi credo che questa sia la risposta del lattiero caseario al consumatore. Il fatto che sia fatto all'interno della villa dove facciamo il Casius dà l'idea di quanta importanza abbiano assunto le nostre manifestazioni. Negli anni siamo sempre cresciuti e abbiamo sempre dato l'idea di quello che sta facendo il Veneto, e questa ne è la testimonianza. Carlo Benozzi, presidente del Consorzio Asparago IGP di Badoere. Allora, una presenza importante la vostra qui in occasione del nono Festival delle DOP. Sì, noi cerchiamo di essere presenti ad ogni manifestazione, questa è una delle più importanti qui nelle nostre zone perché è il momento in cui ci riuniamo con tutti i prodotti IGP ed è molto importante che siamo tutti uniti a rappresentare le eccellenze venete. Speriamo nel tempo, che non è molto clemente, però dai, vedo che l'affluenza in questo momento è abbastanza presente, quindi siamo contenti di essere qui. Com'è andata la stagione 2023 per l'asparago e quali sono gli auspici per il 2024? Allora, la stagione è andata tutto sommato bene, nonostante le avversità ambientali e climatiche che ci sono state, però tutto sommato è andato bene, ci siamo difesi. Anche considerando le difficoltà che ci sono a livello di mercato, l'asparago di Badoere si è difeso bene, anzi devo dire che il prodotto a marchio IGP si è difeso veramente bene rispetto all'asparago comune, perché ha avuto sempre un certo interesse da parte del consumatore. Davide Cecchin, presidente della latteria di Villa di Castelgomberto in provincia di Vicenza. Allora, siete reduci dalla vittoria, da una medaglia d'oro al concorso di Casius, e qui oggi in occasione del Festival delle DOP che cosa mettete in mostra? Mettiamo in mostra l'Asiago DOP, il vecchio stravecchio, 2 primi premi al Casius. È il nostro punto, diciamo, di forza. Allora, il latte voi lo ricavate da dove?
Siamo una realtà di 6 soci, una piccola realtà dove lavoriamo ancora in modo tradizionale. Consegniamo il latte mattina e sera, il latte della sera viene messo a fiorare nelle bacinelle e viene mescolato al mattino con il latte appena munto, consegnato caldo dai soci. Quali tipi di formaggio fate? Noi abbiamo innanzitutto l'asiago, stagionato, e poi facciamo dei piccoli formaggi nostri. Ecco, ricordiamo per i nostri amici a casa cosa vuol dire asiago stagionato, qual è il periodo? Per essere asiago stagionato deve avere minimo 3 mesi, 90 giorni.